Buongiorno e bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti i telespettatori e gli ascoltatori per parlare del tema del giorno di oggi. Oggi, come avete visto durante la prima intervista, parleremo di come la Regione Veneto e nello specifico anche il territorio veronese sta gestendo la presenza del lupo che in queste settimane è tornato a far parlare di sé. La fase di monitoraggio è attiva in Regione, l'avvistamento di un esemplare nel Parco dei Colli Euganei la settimana scorsa ha aperto nuove discussioni proprio sulla gestione dei lupi. In particolare l'assessore regionale alla caccia del Veneto, Cristiano Corazzari, è tornato anche sul piano nazionale lupo, fermo da 5 anni, promuovendo tra i colleghi delle altre regioni e province autonome alpine il raggiungimento di un'intesa sul piano nel quale è stato reinserito anche il capitolo relativo all'applicazione delle deroghe e alla gestione dei lupi confidenti, che sembra comprendere anche l'abbattimento controllato di questi grandi predatori. Ricordiamo che in Veneto nel 2019, stando alle ricerche dell'Associazione Faunisti Veneti, erano circa 15 i branchi presenti sul territorio. E allora, per parlare di questo siamo in collegamento telefonico con Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, dunque, iniziamo dalla Regione Veneto. Le politiche adottate finora per gestire grandi predatori come l'adesione al progetto Life Wolf Alps e i monitoraggi, secondo lei sono state adeguate? C'è da dire che non sono adeguate rispetto al fatto che la presenza del lupo, che è una presenza che non possiamo eradicare perché è una presenza naturale che in qualche modo dobbiamo imparare a gestire, non è stata negli anni appunto gestita con dovizia, cioè il problema permane, è un problema che aggredisce in particolar modo, lo sappiamo bene, gli allevatori e i prodotti diciamo agricoli che si possono trovare in quei territori, oltre che al bestiame chiaramente. Quindi questo oggi sta portando a ragionamenti purtroppo repressivi, che sono un grave errore, lo abbiamo visto, lo vediamo con la fauna selvatica, che ha tutta un'altra dinamica. Parlo dei cinghiali, hai citato il Parco dei Colli Euganei, dove il problema più impattante è quello sicuramente della presenza del cinghiale, un'altra specie selvatica che è in rapido aumento. Il lupo ha tutta un'altra prospettiva, non è non subisce il rischio di diventare una specie invasiva come il cinghiale. Questo deve essere chiaro ai cittadini, cioè non si replica, non si riproduce a velocità così importante, e soprattutto il nostro territorio non consente al lupo di svilupparsi con quella capacità, e quindi restano dei branchi, è vero, oppure restano dei lupi isolati, come potrebbe essere quello dei Colli Euganei, che cercano, cambiano territorio alla ricerca di un loro spazio, ma che sostanzialmente, oltre chiaramente, torno a dire, a alcuni problemi per gli allevatori e per gli agricoltori, cercano zone dove non ci sono gli umani, cercano territorio dove non è urbanizzato e cercano prevalentemente fauna selvatica. Quindi è un problema limitato che non vogliamo ancora gestire dal punto di vista della presa di coscienza che dobbiamo imparare a gestirlo. Certo. Ecco, una delle ultime notizie sul tema, come dicevamo in apertura, è che nel Piano Nazionale Lupo è stato reinserito il capitolo sulla gestione dei lupi confidenti, che comporterebbe, da quanto si può capire, l'abbattimento controllato degli esemplari. Ecco, cosa ne pensa di questa richiesta? Noi non siamo assolutamente d'accordo all'abbattimento del lupo, come non lo siamo per l'orso. Sono scelte dettate da un'emotività troppo elevata rispetto a quello che è il vero danno che questi animali possono arrecare. Serve invece un percorso di accompagnamento molto più serio per gli allevatori, per gli agricoltori, per i cittadini nei territori dove questi esemplari possono circolare, con i quali dobbiamo imparare a avere a che fare, quindi essere educati sugli atteggiamenti che dobbiamo tenere, sul mettere il bestiame o gli animali da cortile da compagnia, non lasciarli all'aperto la sera, ma rinchiuderli al loro posto. Questo è quello che dovremmo fare. L'abbattimento è qualcosa che per noi è irricevibile rispetto a un esemplare che si è espanso, o meglio, esiste, è espanso, punteggia il nostro territorio, perché poi, torno a dire, certo ci sono degli esemplari, ma sono in numero esiguo, e si espande per dinamiche naturali. È una presenza del tutto normale nel nostro territorio. Il lupo non è mai sparito, a differenza, al contrario di quanto spesso si sente dire, cioè che sia stato in qualche modo reintrodotto il lupo nel nostro territorio. Non è assolutamente così. Il lupo non è mai sparito, è drasticamente ridotto all'inizio del Novecento, ma è sempre rimasto,
e con dinamiche naturali torna, diciamo, a essere presente, a punteggiare nuovamente il nostro territorio. Ecco, quindi perché secondo lei la gestione del lupo, del grande predatore, in questo momento è sempre più complessa, soprattutto sul nostro territorio? E soprattutto, secondo lei, alla fine è possibile una convivenza pacifica tra uomo e grandi predatori? La convivenza deve essere in qualche modo raggiunta. Certamente, torno a dire, non è semplice. L'errore principale noi crediamo risieda nel fatto di non voler affrontare dal punto di vista delle dinamiche naturali quello che è, diciamo, un problema che sta emergendo in maniera forte, cioè la preoccupazione degli allevatori e degli agricoltori, perché poi i danni, torno a dire, vanno sempre a ricadere in quel senso. Il lupo, da che è stato avvistato, non ha mai dato, diciamo, nessun problema rispetto a attacchi all'essere umano, cioè non siamo noi una preda potenziale per il lupo, ma lo sono appunto gli animali selvatici, oppure quegli animali, diciamo, o comunque, diciamo, animali, diciamo, o d'allevamento o da compagnia, da cortile, che possono trovarsi, diciamo, non pronti a essere aggrediti da un lupo, chiaramente non essendo tipicamente presente nel nostro territorio e comunque non essendo noi abituati a doverci difendere. Però questo accade quando il lupo non trova, diciamo, nel suo territorio preda selvatica facile, e quindi cerca di raggiungere altre tipologie di prede. Questo è, diciamo, il problema principale nell'affrontare il tema. Non abbiamo negli anni mai educato i nostri cittadini o i nostri, diciamo, agricoltori e allevatori a una convivenza anche con le tecniche oggi a disposizione. Ovviamente parlo di recinti, di postori elettrici, piuttosto che di altre modalità per mettere al sicuro i propri animali, piuttosto che altri metodi di controllo del territorio con videotrappola e sorveglianza per capire come questi animali dove si muovono e come, per cercare di limitarne il danno, ma non la presenza. Insomma, ecco, questo l'abbiamo visto con il cinghiale. Il tema di mettere la caccia al centro come modello, diciamo, di eradicazione non sta portando alcun frutto, bisogna essere sinceri, rispetto a una presenza che continua a essere abbastanza importante, che aggredita, diciamo, sotto attacco dal punto di vista emotivo e quindi cacciata per essere, diciamo, mandata via, ha anche una risposta naturale, che è quella della riproduzione che aumenta e quindi risponde all'essere messa, diciamo, a rischio con l'aumento della riproduzione. Il cinghiale è un esempio in questo senso di come la natura, diciamo, le specie selvatiche tendano poi a rispondere anche all'aggressione da parte dell'essere umano. Il lupo, torno a dire, ha un'altra dinamica, quindi non ha le stesse dinamiche di riproduzione e di vita di un cinghiale, però il tema è sempre lo stesso: mettere al centro la caccia e quindi l'eliminazione e l'eradicazione di una specie è un grave errore dal punto di vista culturale. Certo. Beh, insomma, noi staremo a vedere cosa succederà con questo piano lupo, se effettivamente si raggiungerà un'intesa. Nel frattempo noi ringraziamo e salutiamo Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi, buona giornata. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento oggi alle 12:30 con il nostro Buongiorno Verona e naturalmente nuove interviste per il nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.